Non c'è pace. Buongiorno, buongiorno. Piove sul bagnato. Accoglie i cronisti con queste parole Giancarlo Miotto, imprenditore di 79 anni del settore petroli, già alle prese con il rischio di fallimento della sua storica azienda di Marghera. Ieri sera, insieme alla moglie, alla figlia e a 2 collaboratrici domestiche, è rimasto in balia di 4 rapinatori nella sua villa lungo il Terraglio, a Marocco di Mogliano. Sono entrati alle 19:30, rompendo penso con piedi di porco, con un calcio, la porta finestra solida della cucina, e mia moglie era in cucina, l'hanno presa, l'hanno costretta ad andare su e aprire la cassaforte in camera, minacciandola in modo molto preciso e determinato. E hanno alzato le pistole, tutti e 2, quelli dietro, dicendo: siamo armati, non faccia stupidaggini, obbedisca, perché altrimenti spariamo. Hanno portato via tutto quello che c'era nella cassaforte piccola in camera, e poi, minacciando successivamente, si sono fatti aprire anche la cassaforte più grande, che è nel cavò, al piano terra. Difficile quantificare il bottino, l'inventario dice deve essere ancora stilato, si parla di denaro e gioielli per diverse decine di migliaia di euro. 2 i banditi armati di pistola, tutti e 4 erano parzialmente travisati e parlavano un buon italiano, ma erano stranieri, dice Miotto, forse albanesi. Hanno sottratto anche delle borse griffate che hanno però abbandonato in giardino, disturbati forse dall'arrivo del custode che a quell'ora libera i cani e dall'allarme del cavò. Lunghi minuti di paura per l'imprenditore e la sua famiglia, che già nel 2015 avevano subito un'irruzione in casa. Che è un problema serio per tutti sto qua. Aver gente che entra violenta, che minaccia, che cose pesanti, capito? O mi apri o sequestro la bambina, cosa farebbe lei? Da subito abbiamo ovviamente sentito le vittime e svolto le prime attività, quindi i primi sopralluoghi, la prima raccolta di informazioni utili su questo grave episodio. Indagini a tutto campo e con tutti gli strumenti a disposizione, quelle avviate dai militari della compagnia di Treviso e del nucleo investigativo per intercettare la banda, che potrebbe essere composta anche da altri elementi. È plausibile che i malfattori che si sono introdotti nell'abitazione potessero contare poi su uno o più complici all'esterno, proprio per allontanarsi poi rapidamente dai luoghi senza essere intercettati. Ed è anche su questo che stiamo investigando già da ieri sera, senza soluzione di continuità.